Sgomento e incredulità per una tragedia che nessuno si aspettava. La moglie, Antonia Rattino, 80 anni, era in sedia a rotelle perché aveva subito un'operazione al femore prima di Natale e Domenico Bizzotto si trovava con lei in isolamento perché forse è entrato in contatto con un positivo al Covid. Era un uomo buono, soccorrevole, molto apprensivo nei confronti della moglie, ci ha raccontato chi lo conosceva. Il sindaco stesso non si dà pace. Si dice che il gesto forse viene proprio dalla preoccupazione per la salute della moglie qualora lui si fosse ammalato. È un insieme di cose che personalmente da persone umane dobbiamo far star male, ma dobbiamo pensare e pensare solamente e riflettere soprattutto e naturalmente richiuderci nel dolore. Lei ci ha detto, ieri sera sono andato a casa che sentivo un grande peso sullo stomaco. Sì, perché l'attività di un sindaco è quella sì di affrontare tutti i problemi della giornata. Ci sono delle persone magari a casa che non riusciamo a intercettare e che veramente poi, dopo succede questi fatti, è vero, non è vero, non lo so, però a me fa star male personalmente. E intanto oggi, nel primo pomeriggio, si è appreso che il PM Alessandra Bloch ha disposto l'autopsia sui due corpi, autopsia che sarà effettuata la prossima settimana.